Ciao gente e benvenuti in questo nuovo episodio di una serie dedicata al Cammino di Santiago. Il 15 agosto 2021 io e altri due matti siamo partiti alla volta del Cammino di Santiago di Compostela, un'incredibile avventura. Avendo però poco tempo e poche ferie abbiamo dovuto optare per la partenza da León con arrivo a Santiago, ma questa è un'altra storia. Mi presento. Mi chiamo Nicola, ho 31 anni e sono un videomaker. Da poco ho preso la decisione di lasciare il mio lavoro stabile e sicuro per dedicarmi a ciò che mi piace, e cioè fare video, escursioni, camminare e stare a contatto con la natura. Benvenuti in questo nuovo episodio dedicato alla miniserie del mio Cammino di Santiago. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per supportarmi, lasciate un bel like e anche un bel commento. Potete recuperarvi tutti gli episodi nel mio canale, c'è una playlist apposita, ma bando alle ciance e iniziamo ad avventurarci in questa nuova giornata che riserva tante di quelle sorprese che, insomma, vedrete più avanti. Buona visione. Buongiorno. Sesto giorno, che faccio? Sono molto stanco. I 37 di ieri si sono fatti sentire. Le ore di sonno, vabbè, sono più o meno sempre 5 e mezzo. Oggi ce la siamo presa un po' più comoda. Siamo partiti alle 7 perché ci voleva. Siamo un po' sciancati. Chi ha fasce nella caviglia, chi ha fasce nel ginocchio. E io invece ho una vescica così nel piede sinistro che ieri ho scoppiato e ora ho messo il cerotto. Pensavo molto peggio. È andata bene, dai. Oggi faremo 28 km. Il tempo sembra abbastanza bello, un po' di nuvole. Si va avanti, ciao ciao. Siete bastoni, Ivan? Alla ricerca di bastoni. Le colonnine della Galizia, queste, non mi piacciono. Preferisco molto di più quelle di Castilla e León perché hanno i numeri più grandi e si vedono, e poi ne mettono anche meno. Non avrei mai detto che saremmo tornati indietro nel Cammino di Santiago. Uno dice vai avanti, devi arrivare a Santiago, e invece no, stiamo tornando indietro. Però c'è una buona motivazione. Abbiamo saltato la casa dell'alchimista, che sembra davvero un bel posto, un posto molto particolare, quindi andiamo e vediamo un po' com'è. E per fortuna io e Riccardo abbiamo scelto di fare questa deviazione. Se fate il Cammino di Santiago dovete assolutamente andare a visitare la casa dell'alchimista. Lì incontriamo Armici, un ragazzo gentilissimo che ci spiega chi è e cosa fa. Enseñó a ser mi papá y los minerales se van a buscar a la montaña, se pican y con el polvo se hacen los cuadros. Toda la obra está hecha con ninguna. È solo con il minerale? Solo con el mineral. Cada color es un mineral diferente. Hay un taller, una galería muy bonita. Vale. Hay algunos que tienen una luz por detrás. La casa dell'alchimista è un museo disperso tra le montagne della Galizia ed è un posto incredibile. Armigi ci fa fare un giro per mostrarci meglio il suo lavoro, le sue opere, e scopriamo che dentro casa sua c'è addirittura una sala di meditazione e io ovviamente ne approfitto. Dopodiché continuiamo il giro e abbiamo modo di osservare più da vicino l'incredibile lavoro che c'è dietro le opere di Armigi, che sono realizzate tutte attraverso l'uso delle polveri di minerale raccolte da lui stesso in montagna. La casa dell'alchimista, oltre ad essere un museo, è anche un ostello dove attraverso un'offerta Armigi ti permette di dormire e anche di mangiare. Ma la cosa più sconvolgente è il suo laboratorio, dove lui conserva tutte le polveri di minerale che usa poi per dipingere i suoi quadri. Questa è la sala dove lui tiene tutti i minerali, è il suo laboratorio in pratica. E lui fa tutti questi quadri dove usa solo i minerali. È un posto che davvero ti fa sentire proprio tranquillo, rilassato.
Adesso ci sta preparando qualcosa di caldo e qualcosa da mangiare. Gracias por todo y hasta luego. A la próxima vez. Claro, cuando quieras, son bienvenidos. Adiós. Buen camino de retorno a Gracias. Italia y disfruten de Galicia. Ragazzi, che esperienza. Penso che questa sia stata la colazione migliore di tutto il cammino. In assoluto. Armici è un ragazzo che sprigiona pace, armonia. Ci ha messo subito a nostro agio, ci ha preparato una colazione semplicissima, tostadas, che sarebbe pane tostato con burro e marmellata, caffè, del latte caldo con i cereali. Ed è stata la colazione migliore di tutto il cammino, è un'esperienza veramente bella. Quindi se vi capita di venire a fare il cammino, passate da lui perché è obbligatorio. E dopo il buongiorno di questo simpatico vecchino e un tizio che vola nel bel mezzo di niente nel cammino di Santiago, prendo consapevolezza che mancano solo 120 km circa all'arrivo di Santiago, e tutto questo mi rende emozionato ma anche al tempo stesso già un po' triste e nostalgico di questo cammino che non è ancora finito. È mezzogiorno solamente, come se fossero già le 2. Sto accusando tanto la stanchezza dei 37 km gli altri sono avanti. Ivan è 1 chilometro, Riccardo invece è poco più avanti, sta andando bello spedito. Io sono qua indietro, ma va bene così. Questo è il mio passo di oggi, un po' zoppicante, un po' lento, ma va bene così. Ognuno fa il suo cammino. Bene signori, sono appena uscito dall'info point di Sarria e siamo entrati adesso, in questo istante, dentro il paese. Ed ecco l'arrivo a Sarria o Sarria, non ho ancora capito come si pronuncia, che ci rincontriamo con il nostro caro Ivan. È sempre bello poi rivedersi all'ora di pranzo quando si è stato tutto il giorno per i fatti propri, rivedersi, ritrovarsi, pranzare tutti insieme e berci una bella cerveza fredda. Agglomerati di case un po' più paesi piccoli. È come se i chilometri non fossero abbastanza, come se il caldo affoso pomeridiano non fosse abbastanza. Io e i miei compagni di viaggio proseguiamo il nostro cammino. Sì, perché a Sarria non abbiamo trovato nessun alloggio, perché era strapieno dei pellegrini. Infatti gli ultimi 100 km sono super turistici, super affollati, e vi conviene davvero prenotare in anticipo da lì sino a Santiago tutti i posti per dormire. Comunque, nonostante la stanchezza e il caldo, proseguiamo e arriviamo finalmente all'alberghe. Lì conosciamo Franci, ci prepariamo tutti per andare finalmente a cenare. Una delle poche cene che oltretutto abbiamo vissuto tutti insieme, uno di quei pochi momenti di convivialità che siamo riusciti a vivere in questa situazione da Covid. Comunque la cena è andata strabene, ci siamo abbuffati, abbiamo mangiato un sacco di cose buone, bevuto un sacco di birra e questa puntata finisce veramente alla grande. Vi invito a iscrivervi al canale, a seguire gli altri episodi. Buon cammino a tutti. Buon cammino. Bueno.